Abbiamo mandato una lettera al Papa, abbiamo scritto alla Meloni, abbiamo scritto lettere su lettere, ma nessuna risposta. Marisa Maiuolo, assieme ad un gruppo di una sessantina di mamme, stanno percorrendo tutte le strade, per ora inutilmente, se è vero come è vero che l'Opera Diocesana di Parma, Conti alla mano, ha deciso di chiudere il centro d'eccellenza per la cura dell'asma a Misurina. La data fissata è quella del prossimo 31 dicembre, stavolta a pesare un mix di fattori, compreso il caro energia. Non basteranno perciò il contributo regionale di quasi 1.300.000 euro e neppure l'adeguamento delle tariffe. La Regione, afferma l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin, non si è mai tirata indietro. Le azioni a favore del Pio XII sono state condivise sia in Commissione Nazionale Salute che alla Conferenza Stato-Regioni. C'è una difficoltà oggettiva, spiega Lanzarin, anche se grazie al nostro tavolo sempre aperto abbiamo integrato l'accesso alla struttura con altre patologie. Tuttavia sono le cure per i problemi respiratori gravi che hanno reso il centro un'eccellenza a livello europeo. Ci sono tanti bambini che vengono qua. È stato detto che da gennaio ad agosto c'è stato un solo ricovero, cosa non veritiera in quanto io ero qua ad aprile col mio bambino e c'erano sia bambini con diciamo non accompagnati e sia due mamme con i loro bambini. Quindi non eravamo certamente 60, ma neanche un solo caso. Marisa vive a Chioggia, è madre di un bambino di 7 anni che da 3 soffre per una grave forma d'asma polmonare. Per il suo piccolo, così come per tutti i bambini costretti a vivere attaccati all'ossigeno, le cure offerte dal Pio XII sono salvavita. E da quando io sono venuta qua, mio figlio, non dico che non fa più le crisi, però lui riesce a avere una vita normale, perché la sua malattia non si vede, l'asma non si vede. Frattanto si rincorrono notizie di manifestazioni di interesse da parte di privati pronti a rilevare il centro. La conferma arriva da Parma e potrebbe essere dirimente per il futuro del Pio XII.